Ogni anno si spendono più di 500 euro solo per l'acquisto dei libri scolastici. È quanto dichiarano le famiglie tarantine che a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico sono alla ricerca dei testi di seconda mano per provare a risparmiare qualche centinaio di euro. Ho acquistato libri usati e effettivamente insomma, tra un libro nuovo e un libro usato la differenza c'è. A volte anche la metà sono riuscita a risparmiare del totale sull'acquisto. Prendendoli usati si risparmia la metà, precisamente insomma la metà. Le difficoltà aumentano soprattutto a causa delle nuove edizioni che vengono ciclicamente pubblicate e adottate dalle insegnanti. Un meccanismo istituzionale che obbliga le famiglie a comprare i testi a prezzo pieno, senza nessuna possibilità di sconto. Se non si fa così non si va avanti. Io penso per tutti, perché logicamente cambiano da un paio di anni, cambiano gli editori, la storia è sempre quella, la geografia è sempre quella, altre cose sono sempre le stesse, anche perché tanti libri non riescono neanche i ragazzi ad aprirli, a leggerli tutti sinceramente. Il biennio sono riuscita a recuperare molti libri, invece quest'anno devo quasi comprarli tutti nuovi, perché sicuramente so già di andare incontro ad una spesa superiore a quella dell'anno scorso. Acquisti di seconda mano che penalizzano le librerie e le cartolerie della città, che oggi devono combattere anche contro la concorrenza del mercato online. Una scelta che però divide fortemente le famiglie. Sui siti internet, infatti, la convenienza del prezzo trova l'ostacolo dei tempi di consegna, che molto spesso non coincidono con l'inizio dell'anno scolastico, mettendo in difficoltà alcuni studenti. L'online rispetto all'usato si paga ancora di meno e là le consegne insomma sono un po' in ritardo, ci sono tempi più lunghi per non lasciare insomma le ragazze senza libri. Aumenti che riguardano non solo i libri ma anche gli articoli di cancelleria come astucci, zaini e diari, una spesa che le famiglie oggi provano ad ottimizzare acquistando il materiale all'interno dei mercati rionali. Se aggiungiamo la cancelleria insomma la cifra aumenta circa di 70-80 euro, superiamo la 100 euro alla fine. 50 centesimi, 60 centesimi a pezzo, però sul quantitativo che contribuisce a farci risparmiare un bel po'. Cioè non è che trovi le marche, però conviene venire al mercato e comprare.